Eccoci qua in diretta per Summer Channel, questa volta siamo di nuovo qui per On The Road 2. Signore e signori, bentornati su Summer Channel, questa è On The Road 2 e stiamo ricominciando la serie. Carissimi, come tutte le serie che si possono cominciare, ricominciamo col nostro giro super turistico. Dietro, quella che vedete dietro di me è Padova, davanti a me è il sole che mi acceca, ma se mi metto così non mi vedete. Allora, questa volta niente video da Prato della Valle, ci siamo passati ieri sera all'inizio, proprio alle 21. Ma stamattina niente perché appunto pacco, perché c'era la manifestazione appunto dei ciclisti amatoriali, quindi avevano bloccato e messo le transenne, quindi no, non sarei comunque riuscito. Quindi faccio questo piccolo inizio da qui, in mezzo alla campagna. Guardate che bello. Orario? Sono le 5:30, signori. E tra poco, secondo il programma, adesso vedo qual è il mio programma. 5:30 dovrò essere a Strada, vabbè, ha un po' di ritardo, amen. Su Facebook c'è Thomas che vi tiene compagnia, io vi tengo compagnia dal mio prototipo, eccolo qua, fedele amico. Bene, dopo ve lo presento meglio, tanto abbiamo un bel po' di ore. Io ho già iniziato, stanotte non ho fatto video stanotte, cioè sì, ho fatto video ma non così, mentre parlavo, perché di notte non si vede niente, quindi inizio adesso che si vede qualcosa e comunque li monto dopo di questo iniziamo e ripercorriamo appunto da dove siamo iniziati, 9:30 ieri sera che era il 27, ok? 27 giugno 2015, On The Road 2 inizia. Ed eccoci qui, partenza, partiti da Prato della Valle. Beh, ci eravamo arrivati qui tra le 9 e le 9:30, alle 10 c'era appunto il ritrovo con gli altri della Night Ride che vediamo nelle immagini e che ci accompagnerà per questa prima parte della nostra bellissima scampagnata. Qui dopo Prato della Valle siamo in Pantana, siamo partiti verso appunto le 20. Oh, chi osa suonare nel mio video? Non si può. Vabbè, verso appunto le 23 qualcosa, 22, 45, 23, ecco, partendo con una situazione meteorologica abbastanza così. Nel pomeriggio aveva piovuto, poi nella serata si è un attimo rischiarato, per fortuna ha rischiato anche di mettere a repentaglio tutta l'operazione. Vabbè, dalla curva abbiamo visto tutto il serpentone dei nostri, davanti abbiamo una cargo bike e dalla Mandria, dove erano le immagini, ecco che ci portiamo ad Abano in direzione di Montegrotto, dove faremo una tappa lunga con una ristorazione. Abbiamo questo bellissimo gruppetto di lucette LED, eccole qua. Raro vedersi spadroneggiare per la strada tutto da solo. Ed eccoci qui, arrivati al Lime Lab dell'associazione Caracanè. Ogni volta mi imballo a dirlo. E eccoci qua, facciamo una breve sosta per poi ripartire un po' più tardi e eccoci qui. Da Montegrotto ci portiamo verso Torreglia attraverso le strade non illuminate ovviamente di notte, ciclabili che ci sono per l'anello dei Colli Euganei. Qui come vedete, vabbè, c'era un locale, se no la luce non si vedeva, e arriviamo qui, bello, non ho visto l'insegna. Comunque abbiamo passato in sostanza Torreglia, Tre Ponti, Tre Monti e Luvigliano. Qui siamo di nuovo a Montegrotto, poi di nuovo ad Abano. Quando mi ero già staccato dal gruppo, perché a una certa ora mi sono dovuto staccare, se no
col cavolo che arrivavo vivo a Caorle, ed eccoci qua alle prime luci dell'alba in viaggio verso appunto Padova, perché qua siamo ancora in località di Abano. Padova per una breve sosta, cambio pneumatici, sì, che è sta roba, cambio pneumatici, cambio acqua, cambio un po' di rifucilamento e poi si riparte. Qua le prime luci dell'alba, adesso siamo a San Domenico, Selvazzano, direzione Tencarola, per poi arrivare a Padova. Guardate che bello, le prime luci dell'alba sono magnifiche, guardate che spettacolo, mozzafiato. Guardate qua. Se non fosse che la telecamera si muove per le troppe buche sulla strada sarebbe ancora meglio. Comunque, eccoci qua, passiamo, abbiamo passato un po' di tempo, 30 minuti, non tantissimi, però al sole bastano per sorgere. 30 minuti ed è già sorto, ed è bello che è sorto. Qua siamo per le strade del centro, stiamo per sorpassare la trafficata via Roma di giorno. Qua siamo ancora mattina presto, non c'è nessuno, neanche i semafori. Di solito qua è pieno zeppo di bici che tentano di passare col rosso, adesso non c'è la benché minima anima, anche i piccioni sono un po' dentro che non vogliono neanche uscire. E insomma, dal centro ci portiamo all'incrocio del Biri, Sanga, e iniziamo ad avvicinarci alla prossima tappa, il sole, eccolo qua, mi acceca, aiuto, per fortuna no, in questo tratto non penso avessi ancora messo gli occhiali. Comunque vabbè, con una velocità costante di 25, eccoci qua che ci mettiamo in questa bellissima strada statale che ci porta a ma siamo già sotto mi pare. E infatti ecco qua, Villa Pisani. L'altra volta ci siamo fermati, questa volta non ci fermiamo perché sennò saremo monotoni con queste tappe sempre le stesse. Qua non avevo calcolato l'inquadratura della telecamera, quindi c'era il mio bellissimo programma di viaggio e me la davano per le 5:30, io avevo fatto un attimo di ritardo, ma neanche tantissimo. Eccoci qua, continuiamo, andiamo avanti, sempre lungo la riviera del Brenta, che purtroppo in questi giorni è stata colpita da un mezzo uragano, e quindi queste sono state registrate esattamente una settimana prima. E qua siamo a Dolo, anche questa molto colpita, Dolo, Mira e Oriago colpite, e le abbiamo passate e presumo che questi scenari non ci saranno più per un bel po' di tempo, quindi godetevi queste immagini finché potete. Sono state registrate appunto una settimana e mezzo prima che accadesse il tutto. Tappa volante perché appunto qua ci eravamo fermati la scorsa volta, sorpassiamo Dolo, arriviamo a Mira e che continuiamo al lato destro, vedete il Brenta, le ville invece dal lato sinistro. Ecco qua un magnifico e idilliaco paesaggio mattutino, guardate che bello, una leggera nebbiolina è quello che ci vuole. E qua sempre sulla riviera era presto, mattina presto, metti che saranno state le 5:50, almeno secondo la tabella oraria che ho io qua, e in effetti mi era venuta un po' di fame, ma a quell'ora era tutto chiuso ovviamente, perché già sulla strada non ce ne sono tantissimi, anche a quell'ora sono tutti chiusi, e quindi mi tengo la mia fame e continuo dritto, vai di dritto, dritto in Margherade House. Bene, continuiamo. Centro abitato di nuovo. Qua sono tutti piccoli centri abitati che si susseguono su questa strada statale, neanche tanto grande appunto, li sorpassiamo in poco e poi si torna alla solita triste normalità col nessuno davanti. E adesso potremo iniziare una nostra puntata perché ci stiamo annoiando, sì, On The Road Cycle Route Edition.
eccoci qua, puntata speciale. Andiamo a commentare questa bellissima ciclabile, posizionata all'altezza di Oriago, mi pare, sì. No, vediamo subito. No, i cassonetti. Beh, insomma, hanno spostato la ciclabile rispetto ai cassonetti. Niente male, niente male. Buona. Dovrebbe essere sia per pedoni che per ciclisti, mi pare. Dove stanno le strisce? Oh, ste strisce. Alta che vi cavo punti. Però c'è anche la barriera, è separata, non c'è lampioncini suoi, ma insomma, dai. Bene, un 8,5. E adesso passiamo a Casa Binari. Ok, eravamo là, a Casa Binari. E questa è la rotatoria che in assoluto io odio di più. È quella che collega appunto la Riviera del Brenta con Mestre. È una rotatoria quasi immensa, infatti vedete che grande che è, ed è di norma presidiata da mezzi pesanti, quindi non è neanche tanto consigliabile farla, ma se voglio arrivare là è l'unica strada possibile. Infatti avevo studiato altri percorsi che non esistono, però dai, bucando tante strade statali qua è un po' così, ma in vostra compagnia ce la posso fare, solo con la vostra forza che mi date ce la farò. Dai, la prossima è la nostra, metti la freccia e gira, dai, accelera. Difficile accelerare se non c'è niente in pancia. Dai, muoviti, dai. Forza Diego, se no non posso commentare. Eccoci qua, cambiata strada statale, ma sempre quella, sempre l'essenza del viaggio, sempre quella, E andiamo appunto, qua siamo a Maghera. Isolata, strade grandi e fabbriche. Beh, quello è. C'è poco da dire, è un po' industriale. A destra i binari del treno neanche recintati. Andiamo a fare il treno. Ops. Che poi è quasi abbandonata come città. Sembra una città fantasma quella di Maghera, perché vabbè, a parte un ospedale, no, tutti gli altri edifici mi paiono praticamente disabitati, pochissime attività, pochissime proprio. Case abitative praticamente pari a zero, sono tutti condomini un po' più avanti, ma qua niente. Ed eccoci qua invece inizia Mestre, signori e signori, eccoci a Mestre, siamo giunti alla stazione centrale, no, siamo quasi vicino alla stazione. E cosa incontriamo qui? La Lega Nazionale Dilettanti. Il Padova ci giocava, sì, giusto, siamo in Serie C. La Lega però, vabbè, se non gliene frega niente a nessuno, qua stanno guardando un video di un viaggio e non gliene frega del Padova. Allora, continuiamo, qua siamo sul cavalcavia di Mestre, che percorriamo fuori dalla nostra bicicletta, perché è vietato andare su bicicletta, anche perché, vabbè, d'accordo, sarebbe anche un po' impegnativa come salita, quindi questo è un marciapiede, non si può. Vabbè, continua Diego, gambe in sella, proprio per spararla grossa. E adesso andiamo a scoprire una delle chicche di Mestre, la underground di Mestre, la potremmo definire, ovvero tutto il mondo che c'è sotto questa grandissima strada, perché qui dovete sapere che sopra passa la tangenziale, e questo è uno snodo fondamentale per la viabilità della città. Quindi se uno la volesse attraversare, niente strisce, niente semafori, c'è l'underground di Mestre. Eccola qua, a strapiombo, così ci finiamo dentro in bici. Vai. No, dai, non sono matto, quindi non mi ci butto. Ovviamente la porto in spalla la bici e andiamo giù. Eccoci qua, guardate che roba. Una underground sospesa nel sottoterra. Se mettessero dei cancelli, delle telecamere, un po' di luci, forse sarebbe anche più ospitale anche ai turisti, ma a quanto pare Mestre è una città di lavoratori, non gliene frega niente dei turisti, quindi, o forse non pensano che i turisti vadano per quelle parti, non pensano io sono un turista e ci sto passando. Però difficile anche l'accesso alle bici, ovviamente se ci sono i gradini è più difficile.
Saliamo qua, c'è anche il ponte ferroviario attaccato a tutto questo snodo con la stazione di Mestre. Qui scendiamo lentamente dal nostro ponte, se può essere definito, perché più che un ponte è proprio una costruzione immensa di ponti. Andiamo giù e proseguiamo verso la città più interna di Mestre. Un po' la buona stazione. Ed eccoci qua sulle magnifiche piste ciclabili che Mestre può offrire. Eh sì, perché Mestre ha bellissime piste ciclabili, e anche tantissime sono. Peccato solo che siano in pochi quelli che ne possono usufruire, visto che Mestre è una città di lavoratori per lo più. Ovviamente non penso che siano troppo interessati all'uso di biciclette. E quindi comunque è un'agevolazione molto buona, anche perché Mestre è una città giovane, quindi grandi spazi, grandi piste ciclabili. Ok, adesso siamo qua alla tappa di Mestre con la ANH Laguna Palace, questo resort immenso. Abbiamo visto ieri su On The Road Colonia, seconda parte, se non l'avete visto vi lascio il link in descrizione. I buchi degli edifici, eccone qua un altro. Qua si supera anche qua un porto, cioè è un palazzo con un porto dentro. Bello, però caspita. Vabbè, continuiamo per Mestre, andiamo, vai. Dobbiamo arrivare entro un'ora decente, e adesso dovrebbero essere quasi le 7, se non anche passate, e io dovrei arrivare a Caorle per le 11:50, quindi vediamo di muoverci. Prendiamo il ponte, questa volta non prendo l'arteria, l'altra con la grandissima rotatoria, me ne è bastata una. Avevo studiato meglio la nuova circonvallazione qua, e c'è un ponte bello, grande, nuovo, bici e pedoni che possono tranquillamente sorpassare la grande strada qua sotto, il grande incrocio, qui c'è anche il tram, poi c'è un grandissimo incrocio che però è ancora un po' in costruzione, perché vabbè, nonostante siano anni ormai che lo stanno facendo, mi pare anche l'altra volta che ci sono passato lo stavano costruendo, è passato un anno, quasi un anno esatto, e vabbè, guardate che bel ponte, ponticciattolo. Andiamo giù, dall'altra parte ci aspetta un bellissimo e grandissimo parco, mai visto un parco grande così, addirittura c'è i cartelli stradali con piste ciclabili, rotatorie, il paradiso dei ciclisti, Mestre. Sì, è bella come città per i ciclisti, devo proprio ammetterlo. Bene, scendiamo e cerchiamo di riagganciarci alla nostra strada statale, alla nostra meta. Dai. Allora Diego, tu devi andare alla prossima svolta a sinistra. La prossima svolta a sinistra. Gira. Pum! No. Sinistra di nuovo. Vai. Dai che ce la facciamo. Eccola là, la strada è in lontananza. Yuhu, ce l'abbiamo fatta, abbiamo passato l'incrocio in modo eccelso, senza essere tirati sotto. Cosa? Cos'è sta roba? Da quando si recinta la strada? No, non è possibile. Com'è possibile? Penso che per oggi possa bastare qui. Seguiteci per vedere come va a finire. On the road, Padova Caorle.